Cioè, subito così, un tornantino aggressivo come Fredde. Oh, qua sì che hanno fatto una cosa intelligente. Questa è una cosa che dovrebbe apprendere anche il Veneto. Ma Piz, però aspettami, cazzo. Oh, Piz, però sei una brutta persona. Moto su moto, moto su moto, moto su moto, moto. E benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Oggi in questo video siamo in un posto diverso. Pare che siamo in galleria, ma non siamo in Veneto. Oggi non siamo in Veneto perché ci troviamo a Bologna, direzione per adesso come ritrovo a Pianoro. Direzione Pianoro, ci dobbiamo vedere con delle persone che per adesso non vi dico chi sono. Attualmente sono le 10:30 del mattino, io è dalle 9 che sono in moto. Siamo partiti un po' tardi dato che il ritrovo è per le 11. Ho praticamente fatto un'ora di autostrada, però siamo arrivati a Bologna. Adesso sto cercando di orientarmi per capire un attimo le indicazioni per Pianoro. Quindi dopo questa piccola intro che vi ho appena spiegato per aggiornarvi già dove siamo oggi, non registro fino al punto d'incontro perché appunto non so la strada, quindi non vorrei fare praticamente un'altra mezz'ora di video per niente. Ovviamente non conoscendo il posto non correrò come un cane bastardo. Cerchiamo di stare sotto un limite perché non so se ci sono macchinette, non so se ci sono pattuglie, o meglio sì, vabbè, le pattuglie ci saranno in giro, ma non so dove si appostano. Quindi per adesso ce ne andiamo via cauti. Quindi ci vediamo dopo a Pianoro quando ci troviamo con gli altri. Marta! Come stai, carissimo? Ah, che oggi c'era bel tempo, no, come l'ultima volta. Molto bene ragazzi, siamo arrivati a Pianoro. Come avete visto, insieme con me oggi c'è il buon Marta, che era venuto a trovarmi su in Veneto. Questa volta sono venuto giù io. Se non avete visto il video ve lo lascio qui in alto a destra. Insieme a lui abbiamo un altro po' di persone che adesso, man mano che andiamo su, vi faccio vedere. Allora, in compagnia di Marta abbiamo un po' di persone, di cui abbiamo allora Marta con la MT-09 che vedete qua, quel personaggio là con il V4 detto Pizza o Pizza V4. Poi abbiamo un Triumph Street Tripod e un Kawasaki che da quello che ho visto era davanti a Pizza, un Kawasaki Versys che però penso sia qualcosa più sull'enduro. Non ho fatto le presentazioni prima perché siamo persi in pacciole parlare qua e là. Cioè, subito così, un tornantino aggressivo come Fredde. E Marta, guarda che questa è casa tua, devi sapere la memoria. Come dicevo, non ho fatto le presentazioni prima perché ci siamo persi in pace per conoscerci, perché tirando fuori Marta dal gruppo le altre persone non le avevo mai conosciute, quindi siamo persi un po'. Al massimo ve le faccio conoscere dopo. Quindi direzione per adesso è allo chalet della Raticosa, dato che dobbiamo trovarci con altra gente che viene su da Roma. Non è Spavald, purtroppo non è Spavald, sennò questo video probabilmente avrebbe fatto molte più visualizzazioni, ma è un altro motovlogger di basso rango. Oh, qua sì che hanno fatto una cosa intelligente, i guardrail bassi. Oh, questa è una cosa che dovrebbe apprendere anche il Veneto. Mamma mia. Oh, cioè, siamo appena partiti ma mi sto già innamorando. Ma che pizza, cazzo, la voce! Ha cambiato la gomma stamattina, però ce l'ha al manico. Ma perché giochi in casa lui? Perché viene sempre qua, è di zona. Vai Marta, adesso ti passo. Cioè, abbiamo 45 minuti di strada da fare fino allo chalet della Raticosa, ma se è tutto così, figa, mi divertirò un botto io. In stile turistrofi, cacchio! Minchia, a certi punti però sono presi peggio dei colli di Eugani. Cioè i colli Eugani in certe strade sono prese mai. Oh, bella questa è bella, questa è bella, questa è bella. No Marta! No! Marta no! Marta no! Cazzo! È qua? Porca puttana. Ah, ok.
Pizza va, Mi sa che ragazzi vedrete ben poco il panorama oggi. Ma Pizza però aspettami, cazzo, tu la sai a memoria la strada, io no, dammi almeno la possibilità di venirti a prendere. L'ho preso! Oh Pizza, però sei una brutta persona, potresti anche aspettarmi ogni tanto, Io avevo corso come un cane per venirti a prendere che andai via piano, Questa è la panoramica di Loiano. Bello! Sì, qui è una gran bella cartolina. E oltretutto, là sotto, scende giù di qua più o meno in quella zona là, c'è una salita che è praticamente la zona di Monzuno dove fanno le cronoscalate in salita. Bello! È un gran bel posticino anche quello da darci il gas. È vero, sì, perché qua fanno le cronoscalate in moto. Sì, qui è al passo dello spirito. Che figata. Comunque ragazzi, lui è Pizza. Brutta come la fame. No, non è vero, è un bel ragazzuccio, un bel ragazzuccio. Un bel ragazzotto. Guarda! Benissimo. Come andiamo? Beh, se è tutta così non torno più a casa io, casa. Allora puoi cercare l'appartamento qua. Allora ragazzi, pausa cicca e dopo direzione chalet. Andiamo a mangiare Salatto della Roticchiosa. a mangiare un bel paninetto e La finocchiona. no, proviamo. Dopo pausa cicchetta, qualche paciole, ci siamo conosciuti più in profondità, Detta così è brutta, quindi come diciamo più meglio non è italiano, praticamente si direbbe più a fondo, dai. più a fondo, ci siamo, vabbè, più. Perché in profondità sembra quasi che dopo ci conosciamo. Vabbè, allora possiamo dire che ci siamo conosciuti più a fondo. Giusto? Ok, bene, ci siamo conosciuti più a fondo. Fammi tastare la tua profondità. Guarda che la porto la mano morta. Oh, sì, mi piace. Ok, dopo questo panorama così senza, come dire, mozzafiato, ripartiamo direzione chalet della Raticosa. Questa volta ho detto a Pizza che mi deve aspettare perché sennò gli buco le gomme e quella dietro è anche nuova. Stiamo avvicinando a Marta. Pizza ancora davanti. Andarla a prendere è impossibile. Qua la strada è un po' più rovinata, si sente molto di più le buche e a volte si fanno anche dei salti, quindi bisogna andare via un po' cauti. Ma qua ci sono i ciclisti che non stanno in fila indiana, allora non è solo in Veneto. Questo asfalto è bello ruvido, rovinato ma bello ruvido. Brutta. Ah figa, siamo già arrivati, cazzo! Io pensavo mancasse ancora, e invece no. Mamma mia, quante moto! Ma neanche a Teolo ci sono tutte queste moto. Oh, siamo arrivati allo chalet della Raticosa. Alla Raticchiosa. Sempre pieno di moto qua. Altro che Teolo e di zona Van. Pieno di figa. Là, adesso ragazzo, contento da te. Uno, st'altra, spada tutte e due, Moto su moto, moto su moto, moto. Siamo arrivati allo chalet. Quindi adesso dobbiamo aspettare 3 persone, intanto ce lo gratteremo. Tu lo gratti a me, io lo gratto a te, Pizza lo gratta a me, insomma facciamo un po' il cambio. E ragazzi, da qui termino il video. Ovviamente il video lo dividerò in più parti, non so se in 2, non so se in 3, adesso dovrò vedere. Però quella che avete visto è stata la prima parte di giornata del giro che ho fatto in Toscana insieme a Marta Biker, a Pizze e a tanti altri. Gli altri ragazzi li vedrete nel prossimo episodio, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sul tasto iscriviti per supportarmi e ovviamente attivate la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video.
In descrizione trovate i link dei miei social Instagram e Facebook. E ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che non è altro che il continuato di questo giro. Beh, a fioi.